Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. In questo video non andremo a fare lavori, ma è dedicato a raccontarvi un sogno che si è realizzato e i progetti futuri che ho in programma. Come avete visto dal titolo del video, ho ufficialmente aperto Azienda Agricola. Questo sogno è nato ormai più di 2 anni fa, quando ho pulito tutto questo campo qua che vedete alle mie spalle, e per chi mi segue da quel tempo là si ricorderà il video, se no in caso vi lascio il link qua sopra. Inoltre ho gestito altri terreni, come ad esempio il campo dove semino le patate. Inoltre, sempre in questo periodo, ho terminato il mio percorso di laurea in tecnologie forestali ed ambientali e subito dopo ho deciso di andare a concretizzare questo sogno. Questo sogno si chiama Azienda Agricola Agroforestale La Fenice. La scelta di questo nome è dovuto ad un simbolo di rinascita per dare nuova vita a questi terreni. Per questo motivo ho scelto la Fenice. Inoltre ho scelto il nome agroforestale perché oltre alla coltivazione di ortaggi possiedo anche alcuni ettari di bosco e anche ho realizzato di recente una tartufaia. E infatti nei prossimi video realizzerò un video apposito dove vi spiego come è stata realizzata. L'obiettivo è quello di andare a gestire i terreni in modo sostenibile, puntando ad ottenere la certificazione biologica nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità. In concreto, per andare ad aumentare la biodiversità, ho in mente di andare a realizzare attorno al perimetro di questo campo una siepe con piante autoctone, con l'obiettivo di andare a dare ospitalità agli uccelli che si nutrono di insetti dannosi per le colture e viceversa riescono a dare dimora anche agli insetti benevoli per le colture. Per quanto riguarda le colture orticole, il mio obiettivo è quello di realizzare prodotti di qualità e per quanto possibile andare a riscoprire varietà antiche. L'azienda è situata in località Finetti di Tragnago, ai piedi dei Monti Lessini, a circa 600 metri di quota tra la Val d'Alpone e la Val di Lasi. Ho aperto le pagine social ufficiali dell'azienda su Facebook e Instagram, dove vi consiglio di seguirmi per restare aggiornati in tempo reale sulla vendita dei prodotti e anche dove in caso potrete contattarmi. Ho molti altri progetti in programma, quindi iscrivetevi al canale per restare aggiornati su tutte le novità, e se siete interessati a sapere come ho aperto Azienda Agricola e i vari passaggi che ho fatto, fatemelo sapere nei commenti che in caso realizzerò un video apposito su quell'argomento. Siamo giunti alla conclusione del video. Spero che vi sia piaciuta questa novità e la spiegazione di questo mio sogno. Come al solito lasciate un like o un commento se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!